In risposta alle limitazioni del traffico previste per il weekend, il Comune di Padova ha previsto delle agevolazioni per il trasporto pubblico locale. Nella giornata di domenica è stato potenziato con 32 corse il servizio del tram, mentre per quanto riguarda il trasporto urbano su gomma, i biglietti da 75 minuti saranno validi per l'intera giornata. Favorire il trasporto pubblico è essenziale per dare una risposta al problema dell'inquinamento atmosferico da polveri sottili, spiega il vice sindaco Arturo Lorenzoni. Stiamo investendo molto per incentivare l'uso di bus e tram per gli spostamenti in città e questa iniziativa va in questo senso. Si tratta di una risposta reale a un problema contingente per conciliare le esigenze di mobilità con la necessità di tutelare la salute pubblica. È uno sforzo importante da parte dell'amministrazione, ma riteniamo ne valga la pena. Da domani, sabato 19, partirà anche il servizio di Night Bus a chiamata attivo dalle 21 alla mezzanotte tutti i giorni e fino alle 3 il mercoledì, il venerdì e il sabato. Sarà possibile prenotare il servizio attraverso un'app per smartphone da una settimana a 5 minuti prima della partenza e disdire fino a 15 minuti prima. Sfiscia Channel News, Padova.